leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il candidato presidente della regione Sicilia, Musumeci, intervengono sul viadotto Petrusa. Ad Agrigento, Irene Milisenda. A distanza di poche settimane dall'ultima sua visita, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è ritornata ad Agrigento. Questa volta l'ex ministro ha voluto partecipare ad un sit-in sul problema dell'interruzione della viabilità e dell'abbattimento del viadotto Petrusa, perché non sicuro, e ciò nell'ambito dei lavori del raddoppio della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. A fianco della Meloni anche il candidato alla presidenza della regione Sicilia, Nello Musumeci, che ha espresso la sua volontà di essere presente per dare un supporto ai cittadini che abitano nella zona del viadotto che collega Favara ad Agrigento, con la promessa di un'interrogazione parlamentare per far sì che si trovi una soluzione al ponte chiuso ormai da tanti mesi. Sì, oggi siamo venuti qui di fronte, diciamo, al Ponte Petrusa, a questa infrastruttura che è stata demolita e che dopo 7 mesi ancora è lungi dall'essere ricostruita, per fare due cose. Primo, per dire che ci vogliamo occupare dei problemi concreti dei cittadini, perché poi la politica delle volte, insomma, parla di cose che sembrano abbastanza pindariche e non capisce che qui c'è gente, pendolari, cittadini che ogni giorno devono allungare il proprio tratto di percorrenza di 15 km, che c'è gente che non riesce ad arrivare a un ospedale, e quindi sono questioni estremamente concrete delle quali ci eravamo già occupati quando siamo venuti l'ultima volta con Lillo Pisano, con i nostri altri rappresentanti, ma avevano già posto questa vicenda. Ma a maggior ragione vengo oggi perché ho visto che ieri c'è stato il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio che ci ha spiegato a 2 settimane dal voto siciliano che loro hanno pronti 5 miliardi da spendere in Sicilia in infrastrutture, un PD che governa da 6 anni e che in 6 anni qui non ha fatto arrivare un euro. Avevano già investito anche 200 milioni di euro con il patto per il sud solo per la provincia di Agrigento, non è arrivato un euro, non è aperto un cantiere, non c'è assolutamente niente. Ci sono cose, diciamo, ridicole che si fanno in campagna elettorale di una politica che utilizza a proprio uso e consumo le istituzioni, e io penso che questa sia una vergogna, che oggi ci sia un ministro delle infrastrutture che spende o dice di voler spendere soldi che sono di tutti gli italiani, con a fianco il candidato alla presidenza della regione del suo partito che ci si fa bello quando la gente sta senza ponti ricostruiti. Io penso che sia una vergogna, e quindi veniamo a denunciare un modo di fare politica che ci fa schifo. Io assolutamente presenterò un'interrogazione parlamentare su questo tema, perché la vicenda comunque ha una competenza anche che riguarda, come sappiamo, governo e ANAS. Vanno chiamati in causa per come si stanno comportando verso cittadini, insomma, che già hanno delle difficoltà infrastrutturali, perché poi non ce lo dobbiamo nascondere che qui in Sicilia ci sono, insomma, già delle difficoltà infrastrutturali rispetto alle potenzialità che avrebbe questa regione, che frenano, rallentano e creano moltissimi disagi. Ma io credo che noi, se assumiamo la guida della regione, dobbiamo davvero intavolare un ragionamento con l'ANAS, un ragionamento serio, come si fa fra istituzioni, perché in questo mio girare in lungo e in largo per l'isola in campagna elettorale mi sono reso conto di una realtà assolutamente disarmante. Voi non potete immaginare quante strade statali siano inaccessibili, non impercorribili, inaccessibili, in particolare nell'Agrigentino, nel Nisseno e nell'Ennese. Cioè una realtà che io credo una strada di campagna non potrebbe reggere il confronto. E allora l'ANAS cosa vuole fare? Pensa di utilizzare 2 pesi e 2 misure? Cosa pensa di fare l'azienda di Stato con la grande viabilità, perché di questo stiamo parlando, in un'isola come questa che credo abbia estreme esigenze di accessibilità nelle aree soprattutto interne? Ecco, questa è la prima cosa che faremo. Dall'ANAS ci aspettiamo una risposta convincente. Qualora la risposta non dovesse essere convincente, apriremo un contenzioso serio, perché l'ho detto e lo ripeto, il governo futuro della regione siciliana non vuole andare a Roma con complessi di superiorità, con arroganza, con rivendicazionismo sterile, ma neanche con complessi di inferiorità. I residenti di Contrada Pertusa sono scesi in piazza tante volte per protestare e anche adesso hanno partecipato alla manifestazione per denunciare i gravi disagi che ogni giorno devono affrontare, perché da 7 mesi sono costretti a percorrere strade provinciali alternative per raggiungere l'unico presidio ospedaliero pubblico del comprensorio, il tribunale, il carcere, scuole ed uffici pubblici.
Queste famiglie hanno agito legalmente, noi abbiamo fatto un comitato dove rappresentiamo da 100 a 150 famiglie, abbiamo agito legalmente contro l'ANAS. La cosa andrà avanti. Io vi chiedo vivamente una cosa. In latino si dice do ut des, purtroppo nella politica c'è questo e non mi dite di no. La politica a me non interessa, qua poi si estende un velo pietoso perché dobbiamo andare alle origini della filosofia, della politica e dell'ars oratoria e già la cosa poi viene complicata. Io vi dico soltanto una cosa, aiutiamoci a vicenda perché siamo purtroppo stati condannati a un disagio tremendo e da un ponte, per un ponte che quando io stendo i soli panni, e io dico io per dire tutti, ma io ovviamente perché siamo qui dietro, vedete e credetemi che è inavvicinabile la situazione.